Quasi 2 milioni di euro con l'accusa di aver procurato questo danno alle casse pubbliche. La Corte dei Conti ha citato a giudizio 7 capigruppo dell'Ars nella scorsa legislatura. È giunta ad una prima svolta l'inchiesta della magistratura contabile, che si svolge parallelamente a quella della Procura di Palermo, sulle cosiddette spese pazze dell'Assemblea. Entrambe le indagini partono da un maxi rapporto della Guardia di Finanza che ha posto sotto la lente l'attività dei gruppi dal 2008 al 2012. L'addebito più pesante riguarda Francesco Musotto, chiamato a rispondere di uscite non giustificate per 700.000 euro. Conto salato anche per Antonello Cracolici, 500.000, Rudy Maira, 407.000, Innocenzo Leontini, 110.000, Giambattista Bufardeci, 62.000. Sotto accusa pure Cataldo Fiorenza, 31.000 euro, e Cateno De Luca, 4.000. Contestati gli assegni per pranzi e regali, l'acquisto e il leasing di auto, l'affitto di sedi di partito, le bollette telefoniche, persino le offerte e una parrocchia per le messe di suffragio in memoria del padre di Francesco Cascio. Esclusi invece dagli addebiti gli esborsi per il personale, l'udienza è stata fissata a giugno. L'indagine è condotta da Adriana Laporta.